Questo programma è offerto da Micra. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. C'è voglia di casa in Friuli Venezia Giulia, lo abbiamo detto, insomma, dall'arrivo della pandemia abbiamo riscoperto questo bene e lo dimostrano soprattutto due dati particolari: il fatto che le compravendite delle abitazioni siano tornate a salire a livelli di alcuni anni fa, e lo stessa cosa vale anche per i mutui, naturalmente due fattori che vanno di pari passo. Al momento però c'è un po' di preoccupazione per quanto riguarda questo settore, in particolare per i mutui, perché sappiamo l'aumento dei tassi indicato dalla BCE dal mese di luglio spaventa un po' chi naturalmente deve fare questo passo. Chi ha già un mutuo, le cose potrebbero cambiare, le rate si potrebbero alzare in un periodo in cui la benzina è aumentata, tutti i costi sono aumentati, le bollette vanno alle stelle. Sappiamo che vedersi aumentare anche la rata del mutuo di casa sicuramente non lascia indifferenti. Di questo noi parleremo questa sera con alcuni ospiti che adesso vi presenterò, per fare un po' il quadro di quella che è la situazione attuale, cercare anche di avere alcuni consigli per capire bene come muoversi in questo settore. Allora vi presento subito gli ospiti. Buonasera e grazie per essere con noi a Massimo Ritella, direttore di Crédit Agricole Friulario del Friuli Venezia Giulia. Buonasera direttore. Buonasera anche a Leonardo Piccoli, vicepresidente nazionale della FIAIP, che è l'associazione di categoria del settore immobiliare. Buonasera. Buonasera. E buonasera ad Angelo D'Adamo, presidente di Federconsumatori del Friuli Venezia Giulia. Buonasera a tutti. Naturalmente le persone, i consumatori sono molto attenti e insomma si aspettano di avere alcune risposte che cercheremo in parte di dare questa sera. Allora, prima di iniziare, vediamo in questo servizio, facciamo un po' il punto di quella che è la situazione a livello di mutui e a livello di compravendite del mondo della casa. Vediamo. Il mercato immobiliare è sempre più in fermento, in particolare in questo secondo trimestre del 2022. Mentre i prezzi delle case tornano a crescere velocemente, le richieste dei mutui prima casa salgono ai livelli più alti dal 2010, soprattutto nei 3 mesi in corso, dove di più di 3 mutui su 4 sono richiesti per questa finalità. La domanda, come sostiene una ricerca dell'Osservatorio di Mutui Online, è trainata dalle norme che favoriscono i giovani under 36. Salgono ancora le richieste di mutuo a tasso variabile rispetto allo scorso trimestre, più 53%, così come il tasso variabile con cap dallo 0,6% al 3,5% del mix con tasso ibrido tra il variabile e il fisso, che consente ai mutuatari di mettersi al sicuro da eccessivi aumenti dei tassi di interesse. Ma non mancano i timori per effetto delle decisioni della BCE di un rialzo dei tassi dello 0,25 a partire da luglio. Ci saranno sensibili ripercussioni sui mutui a tasso variabile. Secondo una ricerca effettuata dal Centro Ricerca e Studi di Alma Laboris Business School, dopo una situazione di generalizzata stabilità, il quadro cambierà. Per un finanziamento di 200.000 euro a 30 anni, ad esempio, la rata salirà di circa 23 euro al mese rispetto alla migliore offerta presente oggi sul mercato, con una maggiore spesa di 276 euro annui e un aggravio sul costo totale del finanziamento, senza considerare possibili future variazioni dei tassi, fino a 8.280 euro. Sul fronte dei tassi fissi, invece, la ricerca indica come questi siano già risultati in forte rialzo. Per un mutuo di 200.000 euro per l'acquisto di una prima casa a Roma, prende ad esempio lo studio, sono saliti dell'1,70% dello scorso aprile e del 2,38% di giugno per un finanziamento a 20 anni e dall'1,76 al 2,53% nell'eventualità di un mutuo a 30 anni. La ricerca evidenzia inoltre come accendere un mutuo oggi a tasso fisso comporti spese sensibilmente più elevate rispetto allo stesso prestito chiesto solo 2 mesi fa. Per un mutuo a 20 anni acceso oggi si spendono 65 euro in più sulla rata mensile rispetto allo scorso aprile, più 75 euro per un mutuo a 25 anni e più 78 in caso di mutuo a 30 anni. Solo per le maggiori rate mensili un mutuo a tasso fisso acceso oggi costa in totale fino a 28.000 euro in più rispetto allo stesso finanziamento avviato ad aprile di quest'anno. A conferma della voglia di casa emersa con la pandemia, l'Istat ha intanto confermato un aumento dei prezzi delle case acquistate dalle famiglie dell'1,7% nel primo trimestre rispetto al trimestre precedente e del 4,6% rispetto a un anno prima. Una percentuale di crescita annua così alta non si vedeva dal 2010. Segnano un record anche i prezzi delle abitazioni esistenti, più
4,5% annuo, mentre per quelle nuove il rialzo è del 5% sull'onda dei rincari dei costi di costruzione. L'Istat sottolinea che nonostante il clima di incertezza e preoccupazione dovuto al conflitto in Ucraina si conferma e si consolida il trend di crescita dei prezzi delle abitazioni avviatosi nel terzo trimestre del 2019. L'Istituto di Statistica vede inoltre una persistente e vivace crescita dei volumi di compravendita e cita l'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che ha registrato un aumento degli scambi del 12% nel primo trimestre dopo il più 15,7% del trimestre precedente. I dati si riferiscono ancora ai primi 3 mesi dell'anno, prima della stretta sui tassi di interesse annunciata per luglio dalla Banca Centrale Europea, che sta rendendo l'accesso ai mutui più costoso. Già a maggio, secondo gli ultimi dati dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, i tassi dei nuovi mutui hanno raggiunto i massimi da 3 anni, a partire da febbraio 2019, attestandosi in media poco sotto il 2%. Un anno prima erano pari all'1,4%. E allora questi sono un po' i dati, il punto della situazione dalla quale partiamo. Chiedo subito al direttore Rittella di farci un pochino un quadro, insomma vale per la sua banca, la Crédit Agricole Friuli-Adria, ma insomma credo valga anche per le altre, è una situazione abbastanza generalizzata. Allora qual è la situazione attuale che lei ha sotto mano dei mutui nella nostra regione, intanto per fare una panoramica? Sì, diciamo che confermo i dati che abbiamo appena ascoltato, c'è una forte crescita, stiamo ritornando ai livelli pre-pandemia per quanto riguarda le compravendite, come detto da lei di pari passo stanno crescendo anche le richieste di mutuo in maniera importante. Per quanto riguarda il tema tassi, siamo storicamente, soprattutto sul tasso variabile, a livelli di tassi molto bassi, lo sappiamo, addirittura l'Euribor a 3 mesi, che è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile, è comunque ancora oggi al di sotto dello zero, anche se di pochi decimi, quindi dobbiamo tenere conto di questa particolarità che è un po' legata e che ha caratterizzato gli ultimi 10 anni. È vero, ci sono dei segnali di tensione sui tassi legati al movimento inflattivo che ha riguardato e riguarda l'Europa e l'America, siamo all'8% di inflazione, quindi ci saranno dei rialzi e in realtà i tassi anticipano i movimenti delle banche centrali. Abbiamo visto e abbiamo anche ascoltato poco fa come i tassi fissi siano già risaliti di un paio di punti, l'IRS a 20 anni è al 2,50% e quindi già scontano un rialzo dei tassi futuro. Cosa fare e come affrontare questo momento? Il tema più importante che voglio sottolineare è la parte consulenziale, cioè riuscire a proporre lato nostro, quindi banche, un mutuo sostenibile per la famiglia, quindi rispettando tutti quelli che sono i parametri e anche sfruttando alcune opportunità che ci sono. Adesso parlo ovviamente per quanto riguarda il mio gruppo. Pochi mesi fa abbiamo rivisto quella che è l'offerta legata a tasso variabile con un tetto massimo, quindi il cliente che oggi vuole accedere al mutuo ha la possibilità di sfruttare a livello di rata tutti i benefici legati al mutuo a tasso variabile, però sa fin da oggi per tutta la durata del mutuo quale sarà la sua rata più alta e massima che potrebbe venire a sopportare nel caso in cui ci dovessero essere dei rialzi dei tassi. Se noi impostiamo in questo modo, in maniera consulenziale, bene con il cliente questa operazione, secondo me possiamo affrontare con il cliente serenamente anche il possibile scenario visto di tassi in rialzo. Ecco, in percentuale quante sono le persone, le coppie, le famiglie che scelgono questo tipo di mutuo, quindi il variabile con il tetto? Se faccio un paragone con 2021 e i primi mesi del 2022, nel 2021 il 90% dei clienti sceglievano tasso fisso, quindi una maggioranza schiacciante. Nel mese di giugno, manca oggi perché siamo al 30 giugno, e la statistica dice, parlo ovviamente della mia regione, 70% tasso fisso, 5% tasso variabile e 25% tasso variabile con cap, quindi già un cliente su 4 sceglie un'opzione variabile ma con un tetto massimo, quindi le persone che accedono a questo mutuo in realtà si cautelano già per tutta la durata del mutuo. È un tema ovviamente molto importante e il trend secondo me andrà in questa direzione anche nei prossimi mesi. Da Damoi le persone insomma, sono un po' preoccupate in questo periodo perché insomma, gli aumenti sono, come dicevo anche prima, diffusamente cresciuti in tutti i settori. Ecco, sul fronte della casa il mutuo, insomma la grandissima parte delle famiglie ha un mutuo e quindi c'è preoccupazione da questo punto di vista, si stanno già rivolgendo a voi, come cercate di aiutare su questo fronte le persone? Allora, a questi dati confortanti dai nostri sportelli si apprende invece uno stato di preoccupazione molto diffuso. Essenzialmente sull'aumento dei costi in generale e soprattutto sull'aumento dei costi della bolletta energetica.
dove riscontriamo difficoltà enormi da parte delle famiglie. Difficoltà enormi dovute a aumenti che si sono più che raddoppiati, addirittura triplicati per quanto riguarda il gas. Basti pensare che prendendo uno stesso periodo dal 2020 al 2020-2021 rispetto anche al 2022 sono aumentati di oltre il 30% le richieste, sono aumentate di richieste di dilazione, quindi di pagamenti rateiali, rateizzate appunto anche le bollette che sono, tra virgolette, magari non direttamente legati a mutui o prestiti di carattere generale, ma più per la vita quotidiana. Ecco, quindi se questo è il dato, la preoccupazione è forte. Ripeto, anche il fatto che siano molto positivi i dati riferiti agli acquisti della casa vuol dire che c'è una ricerca di maggiori sicurezze messe in difficoltà proprio da questi dati che non accennano ancora a diminuire, per cui l'incertezza permane. E che cosa genererà questa incertezza in termini anche di difficoltà, di sfiducia, no? nei confronti di un mercato che non si riesce bene a comprendere, questo sarà difficile da valutare nell'immediato, per cui gli effetti li vedremo in seguito. Oggi mi rivolgo a Piccoli, in questo caso avete presentato a Trieste l'osservatorio del borsino immobiliare, insomma per quest'anno, per la nostra regione, un importante appuntamento, poi vedremo anche un servizio su questo. Le chiedo però, prima di entrare nello specifico del borsino, le cose stanno andando bene, ecco, dal punto di vista delle compravendite. Vi preoccupa questa possibile frenata determinata da questo aumento dei tassi, che magari, insomma, sappiamo già, insomma, c'è la guerra, la pandemia, le famiglie tendono magari a tenere i risparmi in tasca, però certo che la casa bisogna, insomma, in qualche modo averla. Ecco, siete preoccupati oppure, insomma, fa parte del periodo? Ma allora, premetto che prima di essere rappresentanti, diciamo così, di categoria, siamo anche noi consumatori, quindi è evidente che la preoccupazione su quello che sta succedendo, lo tocchiamo con mano quotidianamente, c'è. Però è anche vero che per quanto attiene al mercato immobiliare, all'acquisto della casa, dà meno fastidio quell'aumento dei mutui rispetto a quello che sono le bollette, quello che è la benzina e quant'altro, che sono delle cose intangibili, se vogliamo. Mentre l'investimento casa, devo dire, dà meno fastidio, comunque anche dal servizio abbiamo visto prima, l'aumento, parliamo di percentuali ancora molto molto basse per quanto riguarda comunque il mutuo complessivamente, perché abbiamo parlato comunque di circa 23 euro rata mese per quanto riguarda i rimbalzi che comunque ci attenderanno. Per cui dico che sulla casa in questo momento i clienti che ci stanno avvicinando non sono preoccupati, lo sono molto di più da consumatori per quanto riguarda invece la vita di ogni giorno e, ripeto, ognuno di noi comunque la sta toccando con mano. Certo. I dati del mercato immobiliare oggi hanno dimostrato, come ricordava anche il Presidente di Federconsumatori, un bene rifugio importante, c'è stato un rimbalzo incredibile, inaspettato a livello nazionale, ma anche in questa regione. Da 15 anni non si raggiungevano le 17.500 compravendite, questo è il mercato reale. E in questo mercato reale la cosa che in questo momento stiamo monitorando è l'incremento importante delle seconde case che vengono viste dagli acquirenti come, io le definisco in maniera particolare, le seconde prime case in cui comunque vivere assieme alla famiglia per poter lavorare a distanza, per poter far studiare anche i figli, per godersela per i fine settimana e per le vacanze, in quanto abbiamo inteso e ben capito che l'esterofilia per qualche mese, anno, dovrebbe cessare e quindi riscopriamo questa nostra terra, riscopriamo l'acquisto della seconda casa a 40 minuti di strada dall'abitazione principale e devo dire che Lignano, la montagna e in particolare tutta quella, io la chiamo, quelle zone dimenticate dal mercato immobiliare, mi riferisco alla Carnia, alle Valle del Natisone, oggi stanno trovando nuovamente gli acquirenti perché questo distanziamento, io lo chiamo sociale, dettato dalla pandemia, è diventato un distanziamento anche urbanistico. Quindi questi sono dati che ci fanno guardare con
molta speranza, quello che è comunque questa regione, il ripopolamento di comunità comunque abbandonate, ecco questo è il dato positivo. Ripeto, il dato dei primi 3 mesi l'abbiamo visto prima nel servizio, il 12% in più comunque di compravendite, sì. ma il 44,54% in più di compravendite di seconde case. Sì, lì c'è stato un vero e proprio boom, ne parliamo anche dopo, quando insomma entreremo un po' più anche nel dettaglio delle zone, dei prezzi, anche per capire appunto come si muove il mercato, e parleremo naturalmente dopo la pubblicità di nuovo di mutui con qualche consiglio su come muoverci. Restate con noi, a tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, fare i puntati sul mondo della casa, sui mutui, su quello che succederà, su quello soprattutto che bisogna fare. In studio con noi anche il direttore regionale di Crédit Agricole Friuli Adria, Massimo Ritella, e proprio a lui chiedo insomma qualche consiglio da dare ai nostri telespettatori, come fossero dei clienti insomma, che arrivano in banca a chiedere delucidazioni su come muoversi. Naturalmente abbiamo visto c'è chi ha il mutuo a tasso variabile, che quindi insomma diciamo un po' più esposto alle intemperie del mercato del momento, chi invece ha scelto il tasso fisso e quindi si è tutelato, e poi insomma questo mix con il tasso variabile e con il tetto, che insomma abbiamo sentito che è una nuova formula che comincia a prendere soprattutto piede. Ecco, che cosa fare, quanto spaventarsi, è il momento di ricontrattare il mutuo, insomma, come muoversi? Sì, diciamo che le opportunità ci sono ovviamente quelle di cui parlavo prima per i nuovi clienti, per i già clienti. Chi ha scelto tasso fisso probabilmente ha deciso già all'inizio, ovviamente sfruttando anche un livello di tasso degli ultimi anni molto favorevole, di fissare una data ovviamente che è quanto tale. siamo al momento? Allora adesso se l'IRS a 20 anni è intorno al 2,50, di fatto il ventennale siamo intorno al 4%, adesso giusto per parlare di un tasso medio, sì. Era molto più basso qualche mese fa. È chiaro che anche i clienti che avessero sfruttato e voluto accedere al mutuo a tasso variabile negli ultimi anni, abbiamo visto che percentualmente comunque sono molto pochi, hanno la possibilità ovviamente di acquistare ovviamente una copertura per una parte degli anni del mutuo, e quindi anche in questo caso, come per il tasso variabile con cap, di fatto fissare un tasso massimo e una rata massima soprattutto per gli anni più importanti dal punto di vista del rimborso del capitale. Quindi ci sono degli strumenti per venire incontro, ovviamente c'è la rinegoziazione vera e propria da tasso variabile a tasso fisso, c'è sempre stata ed è assolutamente a disposizione dei clienti. Torno sulla sostenibilità del mutuo nel momento in cui il cliente ha avuto accesso al mutuo, nel momento in cui abbiamo contrattato il mutuo noi con il cliente, perché se l'abbiamo impostato nel modo giusto e vedendo anche i dati dei clienti che oggi sono in difficoltà nel pagamento delle rate, posso dire che stiamo lavorando bene in questa direzione. Credo che la scelta ovviamente abbia tenuto conto anche dei possibili rincari futuri a livello di rate, a livello di bilancio familiare, quindi se abbiamo lavorato bene fin dall'inizio sono convinto che queste rinegoziazioni comunque numericamente saranno poche rispetto alla percentuale di mutui concessi. Ecco, per quanto riguarda le surroghe, come sta andando? Beh, le surroghe hanno di fatto, con questo rialzo dei tassi, sono una quota di mercato che di fatto si è andata via via spegnendosi, nel senso che ormai dopo gli ultimi anni favorite da tassi molto bassi, di fatto da metà dell'anno scorso si sono praticamente azzerate, perché non ci sono più le condizioni per sfruttare questa opportunità. Certo. Chi ha avuto la possibilità ovviamente l'ha sfruttata e oggi ovviamente ha una rata più bassa e un tasso più basso, o presso la propria banca oppure presso una banca diversa. Ecco, il dilemma soprattutto per le giovani coppie, poi parleremo anche dei giovani, perché insomma sono soprattutto loro che stanno spingendo molto su questo versante, anche sul versante delle compravendite. Mutuo variabile o tasso fisso? Oggi che cosa si può fare? Poi è meglio scegliere un mutuo più lungo con una rata più bassa, o accorciare i tempi del mutuo magari facendo qualche sacrificio in più all'inizio? Sono le domande giuste da fare nel momento in cui si imposta un mutuo. Noi il mutuo che abbiamo oggi ci permette addirittura di scegliere di iniziare il pagamento del mutuo dopo 12 mesi. Quindi le spese sostenute nella prima parte, diciamo, legate all'acquisto della casa, possono essere comunque in qualche modo rinviate di un anno. È un mutuo che punta anche a venire incontro ai temi di cui ha parlato il Presidente del Federconsumatori,
legate alle bollette, perché abbiamo un accordo con Edison con scontistiche che arrivano fino a 600 euro, quindi anche in quel caso cerchiamo di venire incontro al cliente. E se andiamo verso immobili di classe A o B, quindi dal punto di vista energetico i migliori immobili, ci sono anche delle scontistiche a livello di spread. I giovani oggi si stanno approcciando anche e soprattutto al tasso variabile con cap, quindi siamo noi insieme al cliente a dover trovare la durata giusta per la situazione economica, finanziaria, anche prospettica del giovane, e devo dire che i dati di questa regione sono spinti in maniera molto importante anche del contributo regionale, quindi che viene ovviamente erogato nel momento in cui c'è un mutuo ovviamente a fronte della compravendita, e sicuramente ha spinto molto, ha aiutato molto il mercato regionale nel 2021. E oggi anch'io ero presente a Trieste all'Osservatorio Immobiliare, c'era il governatore Federica che ha fatto un passaggio importante sul 2021 e sul sostegno che è stato dato alla Regione, e quindi sicuramente la spinta dei giovani e finalmente un accesso ai giovani che può arrivare fino a finanziare il 100% della compravendita a 30 anni, qualora ci sia la garanzia, quella statale all'80%, sicuramente sta aiutando molti giovani ad acquistare e sta facendo accelerare il mercato. Ecco, D'Adamo, qualche consiglio da dare anche a chi insomma, si sta avvicinando, insomma, sta pensando di accedere a un mutuo per l'acquisto della casa. Ovviamente ci sono tante spese, tante cose da tenere in considerazione e insomma, bisogna stare un po' attenti anche quando ci si avvicina a questo mondo. Ecco, quali sono i consigli, a cosa bisogna fare particolarmente attenzione, poi anche nel rapporto con le banche, insomma, certo, la contrattazione, eccetera, ecco, per ottenere naturalmente i tassi migliori, se possiamo così dire. Allora, il consiglio prioritario da dare è quello di fare le scelte con grande consapevolezza. Noi infatti riteniamo questo concetto della consapevolezza per il consumatore il principio iniziale proprio su cui basare ogni comportamento. Se pensiamo che oggi per ogni famiglia c'è una sorta di diminuzione del valore delle proprie entrate di oltre uno stipendio annuo, è necessario fare i conti in maniera molto, molto meticolosa, per cui per gli acquisti che si fanno, per i prestiti che si chiedono. Avere le informazioni puntuali necessarie, non meravigliarsi, fare quante più domande possibili, quanto si è di fronte al dirigente, all'impiegato della propria banca, chi le deve dare i consigli, cioè, quindi fare tutte le domande e farsi fare proprio snocciolare ogni virgola, perché altrimenti c'è la possibilità di non far quadrare i conti, e gran parte delle attività che noi facciamo di assistenza alle persone sono proprio quelle condizioni in cui per fatti sopravvenuti, vogliamo, gli aumenti dei costi, la bolletta, l'inflazione, tutto quello che c'è, e non star più dentro i conti, e quindi riconsiderare i prestiti magari fatti, fare un prestito su un altro prestito per pagarne ancora. Tante volte ci troviamo in presenza di sovraindebitamento e questo diventa pericolosissimo perché mandano le famiglie in default. Ecco, quindi grande consapevolezza, informarsi bene fino in fondo su quale può essere la scelta più utile per la propria economia e non fare mai passi più lunghi della propria gamba, ecco, senza lasciarsi prendere magari dalle sirene, perché anche su questo versante troppo spesso assistiamo comunque a comportamenti speculativi che vanno a svantaggio dei consumatori. Ecco, il direttore Ritella annuiva, insomma, diciamo che queste sono considerazioni di buon senso, che insomma, sia le banche sia i consumatori sono d'accordo su questo fatto. Abbiamo nominato più volte insomma, la presentazione di oggi a Trieste del borsino immobiliare. Per noi c'era Andrea Pierini a seguire questa presentazione, vediamo in questo servizio, poi lo commentiamo. I numeri sono ottimi, il mercato immobiliare dopo anni di stagnazione sta facendo registrare performance importanti in tutta la regione, con compravendite nelle località balneari ma anche nei centri storici e nelle zone collinari. La FIAIP ha tracciato un quadro incoraggiante, frutto anche del 110%, su cui il futuro però c'è un pesante interrogativo. È stato un impatto importante e noi speriamo che diventi strutturale questo 110%, perché ha spinto molto il mercato. Ci sono state delle discrasie ma marginali e il Friuli Venezia Giulia sta andando veramente bene, sia le città balneari, le città turistiche, sia anche le 4 province.
e quindi le prospettive per il 2022 sono confermate e sono davvero buone. Michele Marconi, presidente provinciale di Pordenone, parla di un mercato brillante che prosegue il trend iniziato nel 2021, mentre a Udine, conferma Luca Macoratti, dopo il Covid il trend di interesse si è spostato dalle periferie e dai paesi verso il centro storico. I prezzi nel capoluogo friulano passano da 4.000 euro al metro quadro della zona pedonale sul nuovo ristrutturato ai 250 euro al metro quadro per un immobile da ristrutturare nella periferia sud ed est. E allora Piccoli abbiamo visto, c'era anche lei naturalmente questa mattina, insomma è stata una bella occasione per fare il punto sul mercato immobiliare nella nostra regione, che lo ribadiamo sta andando molto bene. Ci fa un quadro di quali sono le zone, insomma anche per provincia, insomma se si può capire che stanno andando di più, quali le tipologie anche di abitazioni che vanno per la maggiore, se si preferisce ancora, visto che c'è il 110%, pur con i tanti problemi che ha avuto, comprare un'abitazione più vecchia e ristrutturarla, oppure se si va più sul nuovo perché la classe energetica è migliore, magari si risparmia in bolletta. Ma allora, considerando quelli che sono i numeri che ci hanno oggi descritto un'istantanea, dobbiamo dire che sulle 17.500 la provincia o l'ex provincia di Udine rappresenta il 44% comunque del mercato complessivo di questa regione. E in questo 44% complessivo della regione, devo dire, quindi sono circa 7.000 le compravendite, ma se mettiamo vicino quello che è Lignano, Latisana, per quanto riguarda Aprilia Marittima, Sappada, Tarvisio, raggiungiamo, quindi parliamo di un polo turistico, le 1.500 compravendite. Quindi un'incidenza importante in questo momento, spinta dalla domanda in queste località. Devo dire molto importante è stato anche l'esploit di Udine, del capoluogo, che ha visto rispetto al 2019, perché quello è l'anno di riferimento per tutte le statistiche, perché il 2020 non lo consideriamo neanche, per cui nel 2019 Udine ha fatto segnare nel 2021 un più 15% ed è stato il capoluogo che maggiormente ha spinto nelle compravendite. Voglio ricordare che Trieste con la stessa comparazione ha fatto segnare l'1,5%. Quindi devo dire che in questo momento il mercato si sta diluendo sull'intera ex provincia di Udine, ma anche sull'intera nostra regione. In particolare, devo dire, abbiamo rilevato degli aumenti di prezzi molto importanti per quanto riguarda Trieste, che ha un grande sogno dettato da quello che è Portovecchio, la grande scommessa di Portovecchio. Quindi Trieste in questo momento, ma non è soltanto oggi 2022, ma è da qualche anno che la stiamo monitorando. Molto bene, devo dire, anche la New Entry Sappada, che ha fatto segnare dei numeri molto importanti e sta diventando chiaramente un polo attrattivo molto importante dal punto di vista turistico. Però non voglio dimenticare quello che è comunque il nostro Medio Friuli, quella che è la nostra Collinale e quello che è le valli del Natisone, che prima ricordavo, che lentamente si stanno praticamente ponendo al centro comunque dell'interesse degli acquirenti per i prezzi comunque anche abbordabili, e quindi questo per me è un qualcosa di molto importante. Ci dà qualche indicazione insomma, a livello di prezzo, prezzi al metro quadro per alcune tipologie di abitazioni, in modo che insomma, chi sta pensando di comprare casa insomma, si rende un po' conto? Oggi abbiamo parlato giustamente di numero di compravendite, certo. 17.500, però voglio anche fare uno spaccato di queste 17.500. Sì. Le nuove costruzioni hanno inciso soltanto per l'8%, quindi parliamo di un mercato dell'usato che in questo momento vede un prezzo medio per quanto riguarda Udine, quindi parliamo della provincia di Udine, che va dai 1.200 ai 1.800 euro al metro quadro. Quindi questi prezzi, devo dire la verità, sono, osservando uno storico degli ultimi 10 anni, non è che abbiamo avuto un rimbalzo talmente importante, sono prezzi oggi a cui il consumatore, il cliente, la persona, l'under 36 può facilmente avvicinarsi e guardare l'acquisto della prima ma anche della seconda casa chiaramente con grande interesse. Quindi il grande equilibrio che c'è in questa regione, devo dire che esclude, perché molti oggi mi hanno chiesto, ma Piccoli, qui c'è il pericolo di una bolla immobiliare? No, lo dico apertamente, no, perché in questa regione, devo dire, c'è grande equilibrio e lo storico dei dati ce lo dimostra. Tornando poi a quanto Ritella prima riferiva per quanto riguarda i mutui, io voglio cogliere una cosa molto importante anche da trasmettere a quelli che ci stanno ascoltando. Non dobbiamo avere paura, perché penso che oggi il sistema bancario di questa regione sia un sistema maturo, ci sono dei professionisti che ascoltano, come prima invitava il Presidente,
presidente di Federconsumatori, ascoltano il cliente e sapranno ben consigliarlo. Questo è molto importante. Anche perché va detto che insomma, sarebbe proprio contro il loro interesse, No, insomma, creare dei clienti insoddisfatti, no? Perché poi sono anche i correntisti e via ovvio, via. perché se noi non facciamo bene il nostro mestiere faremo un danno all'intero paese. E oggi il rapporto mattone-euro, quindi il rapporto del mercato immobiliare col mondo del credito è fondamentale, perché voglio ricordare che in questa regione, poi non vi do il dato nazionale, ma in questa regione su circa 1.700.000, 1.800.000 euro del 2021 per quanto riguarda il mercato immobiliare, circa 800 milioni sono stati spinti da quello che comunque i mutui e quindi l'aiuto del mondo del credito. Quindi è una cosa fondamentale e oggi vedo un mondo del credito maturo, ripeto, che saprà sicuramente consigliare quelli che sono gli acquirenti che si appresteranno al mercato immobiliare. Grazie, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi a tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG parliamo di mutui di casa. Allora chiedo subito al direttore di Crédit Agricole Friuladria del Friuli Venezia Giulia, Massimo Ritella, sul fronte dell'erogazione del mutuo, ecco, in che percentuale diciamo, riuscite a coprire quello che è il valore dell'immobile, quello che è il valore della una volta, insomma una decina d'anni fa, prima che poi scoppiasse tutta la bolla immobiliare di metà anni 2000, diciamo, spesso si poteva chiedere anche il 110% del valore dell'immobile. Oggi qual è la situazione? Come erogate il credito da questo punto di vista? Sì, sono cambiate molto le cose in questi ultimi anni. Devo dire che mediamente, se parlo del 2021 ma anche del 2022, oggi siamo intorno al 70% più o meno del valore dell'immobile, quindi sono dati assolutamente cautelativi. Questo significa anche che accompagniamo clienti che hanno già una buona disponibilità di reddito per far fronte alla differenza rispetto al prezzo di compravendita. Arriviamo, come ho detto prima, per i giovani al 100% quando ovviamente c'è la garanzia statale che copre l'80% del mutuo, ma sono ovviamente è un tema specifico dei giovani che su cui ho già fatto il passaggio prima. Quindi il tema del valore è importante, è importante anche quello che è il rapporto tra rata e reddito, perché lì si basa veramente la consulenza da parte nostra. Oggi mediamente siamo intorno al 20-25% del reddito, cioè la rata impegna un quinto, al massimo un quarto del reddito familiare. Quando parliamo dei rialzi del costo della vita, e ne siamo tutti consapevoli perché lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, in realtà arrivare a questi livelli di rata ci permette ovviamente anche di assorbire e di affrontare queste spese superiori ed impreviste qualche mese fa. Quindi devo dire che il mercato del credito in generale, al di là dei dati del mio gruppo, è un mercato sicuramente più maturo. Non si vedono più le situazioni di cui ha parlato poco fa, che sicuramente sono esistite. Quindi riprendendo un passaggio del dottor Piccoli, la bolla immobiliare in Italia e ancora di più in Friuli Venezia Giulia non c'è, perché il credito è stato dato in questi ultimi anni bene, con consulenza e con sostenibilità. Il che significa dire anche alle volte qualche no, quindi non bisogna mai dare per scontato che magari si fanno prima le trattative per comprare la casa, poi si va a chiedere il mutuo dicendo ma sì, tanto poi me lo daranno, e poi si hanno delle sorprese. Assolutamente, il nostro ruolo è quello di trovare anche insieme al cliente e spiegare al cliente qual è l'importo massimo a cui può accedere e i motivi per cui noi definiamo quell'importo massimo. Se viene con una richiesta molto diversa da questo importo massimo, dobbiamo assolutamente o convincerlo a scegliere una casa diversa oppure a spiegare ancora meglio qui nel dettaglio quali sono i motivi per cui preferiamo una rata più bassa oggi per affrontare possibili incertezze future domani. Ecco, diceva poi di fatto lo stipendio è più importante di quello che è il valore della casa. Oggi purtroppo il mondo del mercato è fatto anche di tanti precari, quindi giovani, meno giovani che non hanno il posto fisso, perché purtroppo anche quelli un po' più avanti con l'età non è detto che abbiano il posto fisso come una volta. Ecco, qual è il paracadute per queste persone, diciamo sia per i precari sia per chi poi potrebbe anche perdere il lavoro? Sì, diciamo che lato mutuo, ovviamente nel caso in cui dovesse esserci il caso, ed è successo anche in questi ultimi anni, di perdite di lavoro, il nostro mutuo, il Crédit Agricole, prevede la possibilità già prevista nel contratto di sospendere
la rata del mutuo per 12 o per 24 mesi, un periodo nel quale noi pensiamo e ovviamente speriamo che il cliente abbia la possibilità di ritrovare lavoro e quindi di riprendere ovviamente a pagare le rate del mutuo che verranno poi recuperate alla fine dell'ammortamento. Nel caso in cui ovviamente ci sia l'accesso al credito, la richiesta di accesso al credito da parte di chi oggi ha un lavoro non precario, come si dice, è chiaro che lì, al di là del valore dell'immobile, cerchiamo di rafforzare la pratica anche magari con il sostegno familiare. In molti casi sono i familiari stessi, le famiglie, i genitori a supportare i figli in questo caso, in questo passaggio, oltre all'importantissima novità della garanzia statale all'80%, quindi riusciamo a trovare una soluzione che in molti casi è una soluzione che avviene e si trova all'interno della famiglia. Ecco, su questo fronte da Adamo come comportarsi quando purtroppo si perde il lavoro, quando non si riesce a pagare il mutuo? Quali sono le tutele per i consumatori che spettano e che possono far valere? Beh, intanto noi con i nostri legali cerchiamo di aiutarli a ridefinire il loro quadro economico, ecco, per vedere quali sono le strade su cui intervenire. Ma io aggiungo questo, io sono una persona positiva per natura, anche quello che faccio in termini di volontariato lo dimostra, quindi di aiuto alle persone, però poi non posso non fare mio anche tutto ciò che nei nostri sportelli noi rileviamo. C'è una situazione di disagio, di sfiducia, ecco, che va oltre un po' tutto ciò che di positivo condividiamo e che è stato detto qua in questa sede. Si tratta di trovare i sistemi giusti per ricostruire, ricomporre in maniera adeguata un senso di comunità e questa è una valutazione così di carattere sociologico che facciamo, perché è chiaro, confrontandoti con i problemi, e da noi viene solo gente che ha problemi naturalmente, no? Perché sennò parleremmo diversamente, quindi si entra in quella dimensione e ci rendiamo conto appunto che c'è un livello di stress, di disagio sociale che va assolutamente preso in considerazione e si riverbera su tutti gli aspetti, sugli acquisti, su tutto si riverbera assolutamente. Allora il punto è ricostruire una relazione di fiducia forte con le persone. Ad esempio, tutto ciò che oggi sta accadendo sulla questione dell'energia, perché questo è l'aspetto che maggiormente tormenta le persone oggi, del gas. Da cosa è generata? Certo, da fattori oggettivi, ma anche tanto da speculazioni. Questo sgretola il cemento di una comunità. O noi ricostruiamo, adesso verso chi c'è la sfiducia? Poi la sfiducia va verso tutti, va verso le imprese, va verso il sistema bancario, va verso tutti e questo va assolutamente ben ricomposto. Anche tutti gli aiuti che oggi vengono dati. E guarda che a memoria nostra mai abbiamo visto magari mettere a disposizione anche proprio per lenire, no? Le problematiche che si sono create, mai abbiamo visto mettere a disposizione tanti aiuti e chiaramente tante risorse. Non sufficienti perché non si vede una fine, non si vede un termine. Per cui tutto bene quello che si fa, ma siamo ancora in una dimensione di eccessivo stress. Torno un attimo sulle questioni dell'energia, perché ripeto che noi le troviamo. Non c'è modo per porre argine a comportamenti commerciali scorretti. Che effetto ha questo sul cittadino, sul consumatore? Con chi deve prendersela? Con lo Stato? Con la Regione? Con chi? Con il sistema in generale? Assistiamo a questi elementi, quindi dalle speculazioni ai comportamenti commerciali scorretti, attivano procedure di contrattualistica sulla fornitura di queste energie in maniera automatica, senza sapere né chi né perché è stato fatto. Aziende che subentrano e che conoscono l'IBAN delle persone. E anche quest'altro dato. E come si pone argine a tutto ciò? Se non ricostruiamo questo, certo, ci sono fattori oggettivi, esterni a noi che non possiamo risolverli né con un dibattito né con una... sono questi che lo determinano. Però bisogna partire dalle cose concrete, quindi è ciò che dicevo anche prima.
grande sincerità nelle informazioni per tornare al tema di oggi, Sì. senza atteggiamenti speculativi. Alla fine di questa problematica grossa che viviamo, che va dalla pandemia alla guerra, dobbiamo salvarci tutti, tutti. Il sistema bancario, nessuno deve trarne profitti in maniera esagerata. Ecco, quindi questo deve essere il principio, è la linea di tendenza che tutti dobbiamo... Ognuno per il ruolo che ricopre. Certo. Il direttore di banca per quello che ricopre, quindi con la massima sincerità e rispetto per le persone, e le persone con una richiesta precisa di essere rispettati e messi a conoscenza completa di ciò che delle scelte che devono effettuare. Ha parlato prima di bonus, uno dei bonus principali è il super bonus, ne faceva un accenno anche il Presidente Nursi nel servizio che abbiamo visto prima, piccoli, per il mondo del mercato immobiliare. È stato un bene, insomma, come si sta vivendo, insomma, il super bonus? È stata un'ottima cosa, dobbiamo dirlo. Pasticciata negli ultimi tempi, chiaramente quando ci sono dei bonus questo paese comunque una piccola percentuale di truffe assistiamo sempre, però devo dire che ha spinto in particolare un mondo dell'edilizia che era fermo, parcheggiato in panchina da troppi anni, e questo mondo unitamente all'immobiliare ha anche fatto segnare quel 6,2% di PIL nel 2021, non dimentichiamoci, quindi il provvedimento è ottimo. E come giustamente anche oggi durante la presentazione dell'osservatorio sia il nostro Presidente nazionale che il Presidente Federica hanno proposto che cosa? Che questo deve diventare strutturale, con percentuali diverse sicuramente, ma strutturale, per permettere di diluire nel tempo una partita che giocata in un tempo come quello che oggi prevede la norma, troppo breve, aumenta quella che è la domanda a scapito di quelli che sono comunque i consumatori, i materiali e i prezzi. Quindi questa è la richiesta che noi facciamo. Comunque è stato un provvedimento eccezionale. Voglio rifarmi un attimo a quanto detto dal Presidente di Federconsumatori. Ha parlato di clima. Diciamo che il clima oggi è una parola anche abbastanza comune perché abbiamo visto quanti gradi ci sono. Ma il clima di fiducia è una cosa fondamentale e oggi, mentre venivo qui, ho ascoltato quello che era l'indagine commissionata da Confindustria sulla fiducia delle imprese e delle famiglie, che anche il nostro centro studi ha confermato. È una cosa incredibile. Clima di fiducia delle imprese in grande aumento. Clima di fiducia delle famiglie in calo. Chiaramente hanno due pesi specifici completamente diversi. Clima delle imprese di fiducia significa basato su quello che è la tenuta occupazionale, su quelli che sono gli ordini, il fatturato. Il clima delle famiglie è condizionato purtroppo dalle prime pagine dei giornali. Però, ripeto, questo clima di fiducia delle imprese deve farci riflettere che questo Paese non si fermerà. Questo Paese ha dimostrato più volte che nei momenti di difficoltà, e in questi anni abbiamo capito cosa sono le difficoltà, è sempre stato in grado di rialzarsi. Quindi questo è il messaggio forte che dobbiamo dare chiaramente a chi ci sta ascoltando. L'Italia, il Friuli Venezia Giulia, ce la farà sicuramente, con tutte le questioni aperte e tutte le cicatrici che sul campo lasceranno queste situazioni, ma siamo un grande popolo. Allora, grazie per queste parole, insomma, di fiducia, insomma, naturalmente del domani non v'è certezza, si dice, però insomma se lo si guarda con un po' di ottimismo forse si riescono a fare anche quegli investimenti che ci danno la forza di far sì che la nostra economia insomma, possa continuare a confermarsi una delle migliori economie del nostro Paese. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi. Ultima parte di Economy FVG, abbiamo parlato di mutui di casa, della voglia di casa, del potersela permettere naturalmente, ma insomma ci sono tante possibilità, abbiamo visto anche le preoccupazioni che riguardano i mutui. Fronte banche, chiedo al direttore Ritella, insomma voi non siete molto contenti quando i correntisti tengono i soldi in conto corrente, quindi insomma l'invito è sempre quello da parte delle banche di investire questi denari, magari anche investirli proprio nell'acquisto di un'abitazione, insomma purché vengano investiti. Ecco, la situazione qual è? Vista la guerra, vista la pandemia, molto spesso le famiglie dicono ci mettiamo da parte i soldi e sappiamo che le banche in pancia hanno tanti e tanti miliardi che sono lì di fatto fermi con l'inflazione che abbiamo, perderanno anche il loro valore naturalmente. Sì, diciamo il tema vero è proprio quest'ultimo, con un'inflazione che oggi è all'8%, è sicuramente molto diversa rispetto all'anno scorso, a tutti gli effetti lasciare i soldi fermi in conto
andiamo incontro sicuramente ad una perdita di valore e di potere d'acquisto, che è certo ed è matematico, quindi è chiaro che dal nostro punto di vista, visto che la capacità di risparmio tra l'altro di questa regione è storicamente molto molto alta, e lo vediamo ovviamente tutti i giorni noi quando incontriamo i nostri clienti, è chiaro che anche qui la parte consulenziale la fa da padrone, dobbiamo incontrare periodicamente i clienti e cercare di capire quale sia il modo migliore per riuscire ad investire queste disponibilità e questa liquidità, una parte della quale serve ovviamente per le esigenze correnti, ma un'altra parte potrebbe e dovrebbe ancora di più in questo periodo essere investita. Poi sulla scelta di cosa fare, come fare, a quale durata, è chiaro che dipende dall'incontro e dalle esigenze e dalle caratteristiche del singolo cliente. Di certo dalla pandemia in poi questo fenomeno si è addirittura accentuato per vari motivi, anche penso psicologici del cliente che ha voluto lasciare la liquidità in conto, e quindi stiamo piano piano ritornando ad investire questa parte della liquidità. In questa fase i mercati ovviamente finanziari non ci stanno aiutando tantissimo, ma è anche vero che è in queste fasi che ci sono delle occasioni importanti, magari per entrare in maniera progressiva e periodica nel tempo e crearsi dei piani d'accumulo che diventano poi anche piani di risparmio per la famiglia, per i figli e per la crescita della famiglia. Piccoli, la casa è ancora, sta tornando forse insomma a essere uno strumento anche di, come dire, di crearsi un capitale, ecco, diverso, di investimento, ecco, magari negli ultimi anni si era un po' persa questa cosa, mi sembra che stia tornando. Sì, beh, i dati chiaramente dimostrano in maniera corretta che comunque la casa oggi viene vista come un bene rifugio, ma non soltanto perché siamo abituati a utilizzare questo nome, bene rifugio, ma perché i dati anche reddituali lo confermano. Oggi vediamo che una comunque locazione normale, 4 anni più 4 anni o 3 anni più 2 anni, rende comunque sul patrimonio residenziale circa il 3,5, il 4% lordo, che se consideriamo la cedolare secca ci portano a un 2,80, 3% netto. Quindi il consumatore, il cliente oggi trova soddisfazione sicuramente nella messa a reddito del proprio immobile. Se poi ci spostiamo lentamente in un settore che è in grande crescita in tutto il paese e anche in questa regione, che sono le locazioni brevi, quindi locazioni brevi turistiche, abbiamo delle redditività che vanno dal 5 all'8%. Quindi oggi la casa è diventata sicuramente un bene tangibile, ma un bene che garantisce comunque una redditività molto importante. Ecco, prima di concludere su altri numeri faccio una leggera deviazione all'argomento, ma insomma visto che questa è una trasmissione economica ci sta in pieno, diciamo che oggi, e approfitto appunto della presenza del direttore Ritella, entra in vigore per così dire l'obbligo del POS per i commercianti, insomma scattano le multe di fatto per chi non accetta il pagamento elettronico. Noi siamo andati a Udine, abbiamo sentito un po' di commercianti, lo vediamo in questo servizio fatto ieri da Hubert Londero e sentiamo cosa ci hanno detto. Aspetto che azzerino le commissioni bancarie su tutte le transazioni, poi posso anche fare salti di gioia. Abbiamo dei margini sui prodotti inerenti al tabacco o i servizi come le marche da bollo, i biglietti dell'autobus, che sono irrisori e che vengono mangiati dalle commissioni interbancarie. Sulle ricariche telefoniche ho smesso di farle per questo motivo, perché volevo pagare col POS, andavo in rosso. I commercianti professionisti saranno obbligati ad accettare pagamenti con il POS, anche se per pochi spiccioli. Chi si rifiuta può essere sanzionato con una multa di 30 euro più il 4% del valore della transazione. Quasi tutti i nostri associati, spiega il presidente di Confcommercio Udine, Giuseppe Pavan, si sono attrezzati, ma le commissioni incidono troppo sul margine del commerciante, specie se si tratta di piccoli acquisti. È necessario, continua, trovare un equilibrio con le banche attraverso un percorso condiviso. Un pensiero questo condiviso dai commercianti del capoluogo. Noi il POS ce l'abbiamo già da sempre. Non concordo con quello che stanno facendo e chiederei alle banche che non ci facessero pagare, perché per 1,20 euro di caffè pagare una commissione mi sembra una cosa un momentino esagerata. Abbiamo sempre fatto anche la pallina da 1 euro, 1,50 euro, anche l'acqua sono eccessive, però cosa dobbiamo fare? Adesso è questo e dobbiamo adeguarci, è tutto eccessivo. Le commissioni come sono? Una minima commissione, però è tanto la perdita di tempo che io... Però se c'è cosa da fare lo si fa. Mi dà fastidio anche perché sono i costi del POS, di tutto. E dopo devo stare qua, tanto va, deve aspettare.
Sì, non è facile. Ecco, insomma, abbiamo visto, il messaggio è chiaro, insomma, banche, tagliateci le commissioni, fatecele naturalmente in misura minore, questi sono i piccoli commercianti, insomma, la pizzeria da sport, la pallina di gelato, il caffè. Da banca, direttore, che cosa si sente, insomma, di rispondere? Qual è il messaggio? Sì, diciamo che su questo tema siamo un paese che ha ancora un bel po' da fare, un bel pezzo di strada da fare per quanto riguarda in generale la digitalizzazione sul sistema dei pagamenti. Quindi è chiaro che parlando della mia banca ci sono delle convenzioni specifiche sia con i commercianti. Oggi ho fatto riferimento all'incontro di Trieste, già nominato più volte con i liberi professionisti, quindi cerchiamo anche noi per primi di venire incontro, in particolare sulle spese fisse, perché penso che ancora di più quando si tratta di importi molto piccoli è più il canone mensile che fa la differenza al cliente piuttosto che la commissione sul singolo pagamento. Quindi ovviamente siamo disponibili anche in ascolto per venire incontro ai clienti e per far sì che ovviamente questa novità legata soprattutto ad eventuali multe ai commercianti venga, diciamo, evitata anche attraverso un utilizzo corretto e continuativo dei POS. Sì, è fondamentale, anche perché insomma, naturalmente i commercianti, soprattutto i piccoli commercianti, sono già stati diciamo, tartassati anche da quelle che sono state le vicissitudini, insomma, indipendenti da tutti, la guerra, adesso i rialzi, insomma, non dipende solo da questo. Se le banche possono fare qualcosa, insomma, anche per loro ben venga. Siamo quasi in chiusura. Un altro tema molto importante, piccoli, è quello della denatalità, perché insomma, il nostro paese sta invecchiando, anche la nostra regione, si fanno sempre meno figli. Dall'altra parte, naturalmente, se le case si vendono, le case ci sono, vanno anche abitate, questo è un problema, immagino, no? L'avete sottolineato anche voi nelle vostre ricerche. Ma chiaro che il mercato immobiliare è un mercato equilibrato quando ci sono delle persone che vanno incontro a quell'abitazione. E quindi a me piace sempre ricordare che il mercato immobiliare non è facilmente delocalizzabile, è immobile per natura. Rappresenta e disegna un territorio e per dare un significato al mercato immobiliare ci vogliono delle persone che in quell'abitazione accendano le luci. E quindi un grafico che a me è sempre caro è sempre l'attenzione tra lo stock immobiliare presente in questa regione e quello che è, diciamo così, il dato demografico. L'altro giorno a Napoli abbiamo presentato il dato nazionale sulla demografia e devo dire incredibile. Pensate che oggi l'età, diciamo così, maggiormente abitata in questa regione, ma anche in Italia, e quindi parliamo degli anni 60, degli anni 70, in cui comunque la natalità era incredibilmente alta e oggi noi veniamo rappresentati dai 45-55 anni, che è la classe d'età, il decennio della popolazione più numerosa, e sono quelli che hanno comunque acquistato la prima casa, la seconda casa, hanno costituito la famiglia, hanno il lavoro, quindi creato quell'economia. Quindi il mercato immobiliare deve guardare alle nuove generazioni di cui tanti oggi si riempiono la bocca, ma proviamo a contarle e quindi guardiamo quelli che sono gli under 36, 25 e 35 anni. Sono in questa regione il 37% in meno e il dato nazionale è il 34% in meno. Quindi in prospettiva dobbiamo intervenire su che cosa? La natalità senza dubbio, però la cosa principale che noi come federazione da tempo stiamo così osservando è che dobbiamo lavorare sull'emancipazione giovanile e vi do soltanto un dato: a livello europeo i 25-29 anni che oggi abitano in maniera autonoma in proprietà o in affitto sono il 51%, in Italia 24-29 anni che sono autonomi, ripeto, in affitto o in acquisto è soltanto il 31%. E gli altri stanno a casa con la famiglia, purtroppo? No, qui abbiamo un percorso di studi che è troppo lungo, un percorso lavorativo è lungo, quindi le famiglie iniziano un percorso affettivo troppo tardi e, come piace ricordare a me, a 30 anni pensiamo di essere sicuramente giovani fisicamente, ma biologicamente forse non lo siamo più. Siamo alle battute finali. Da Adamo le chiedo, naturalmente servirebbero su questo fronte una risposta anche breve perché il tempo sta per finire a nostra disposizione, incentivi, politiche per la famiglia, per la natalità, che non siano solo gli spot, i bonus, ma forse una visione più strutturale. So che è una risposta che richiederebbe naturalmente molto più tempo, ma insomma. Allora, occorre dare un po' più certezze di prospettive e di occupazione, quindi accenno solamente al titolo, il reddito di cittadinanza che cosa produce, quali sono le reali possibilità di crescita delle persone ed è chiaro che restano poi a casa e quindi questo va assolutamente meglio definito
sempre in quella ricostruzione di cui si parlava prima, di ricostruire il cemento, la fiducia, il senso di una collettività che oggi è fortemente messa in discussione per tante variabili esterne. Quindi bisogna lavorare su questo, bisogna lavorare naturalmente sulla famiglia e dare alle famiglie tutti i supporti necessari perché possano poi allevare i figli e farli volare il prima possibile fuori dal proprio nido. In primis sicuramente supporti economici, Ritella, e che quindi voi insomma dal punto di vista del credito alle famiglie insomma, siete sempre molto attenti. Ecco, e solo se mi è permesso una battuta sulla digitalizzazione dei pagamenti. Io la metto solamente come una battuta. Nella dinamica il soggetto forte è il sistema finanziario, le banche. Sono loro che devono intervenire, agire e facilitare comunque questo percorso, che è un percorso che porta beneficio a tutti quanti, ecco, rispetto alla tracciabilità, rispetto alla fine dell'evasione, anche nelle piccole cose. Quindi è un processo inarrestabile, necessario e utile a tutta la comunità. Quindi chi è più forte deve fare il passo più importante. Ecco, Ritella si è già impegnato per quanto è di sua competenza, ma non credo che spetterà proprio a lui cambiare le sorti di questa vicenda. In conclusione, proprio sulla politica alle famiglie? Sì, sicuramente sì. Il nostro ruolo è un ruolo molto molto importante in questa fase. Il passaggio che abbiamo fatto sull'Under 36 è un segnale importante che va in questa direzione. Come detto prima già con l'esempio del 110, dobbiamo effettivamente arrivare a delle politiche che siano strutturalmente continuative nel tempo, quindi ci vogliono dei progetti anche politici di medio-lungo termine, non bastano più dei progetti spot che durano magari 1 o 2 anni e la non continuità non aiuta a questi progetti futuri. Grazie allora a Massimo Ritella, Leonardo Piccoli ed Angelo D'Adamo per essere stati con noi, grazie anche alla regia di Simone Caramaschi e Martina Beraldo, grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento con Economai FVG è per giovedì prossimo, buona serata a tutti. Questo programma è stato offerto da Micra.